Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di immigrazione e non solo. La storia di immigrazione d'oggi ci porta da Padova fino a Montreal. Oggi parleremo con il protagonista di una storia di immigrazione in famiglia di questi tempi. Sentiamo adesso Ruben Specchi. Lui è un insegnante di lingue trasferito in Canada insieme a sua moglie e figli piccoli. Ciao Ruben, è un piacere averti oggi qui con noi e benvenuto al nostro programma. Tu come stai? Ciao Ernestina, io sto benissimo e qua va tutto bene finora. Ecco, sono contenta. Beh, grazie per essere oggi qui con noi. Prima di iniziare, così i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio AVM, Voci delle Dolomiti, ti conoscono. Perché non ti presenti? Allora, sono Ruben Specchi, sono nato a Padova, nel 1978, così ognuno si faccia il calcolo. E sono sposato con due figli, tre figli, scusate, l'ultimo è nato qui in Canada 5 mesi fa, e quindi è un piccolo canadese. E siamo arrivati in Canada 2 anni fa. Guarda, beh, parlando un po' di questa storia, no? Tu ti trovi da Padova fino in Canada, no? Com'è nata la tua storia di immigrazione, quella della tua famiglia, che siete una famiglia molto giovane? Sì, allora quella di mia moglie parte già prima della sua nascita, perché lei è un'italiana, terza generazione di italiani in Belgio. Quindi lei è nata in Belgio, i suoi nonni erano italiani, lei a casa parlava francese ma capiva l'italiano. È venuta qui per studiare, è venuta a Padova per studiare con l'Erasmus e ha migliorato il suo italiano, lo parla benissimo proprio perché ce l'aveva nell'orecchio sentendo i nonni parlare. E quindi ci siamo conosciuti per l'università e ci siamo sposati. Lei è tornata a Padova, ci siamo sposati e così con il tempo abbiamo deciso di trasferirci in Canada. Ci siamo trasferiti, cioè la decisione di partire è nata nel 2013. Non sapevamo, 2012-2013, non sapevamo bene ancora dove, Australia, Stati Uniti, Canada. E Stati Uniti è impossibile, quasi è difficilissimo emigrare negli Stati Uniti, Australia era lontanissima dall'Italia e quindi come un po' l'Argentina, una volta volendo tornare sono spese assurde da fare in famiglia poi. E abbiamo optato per il Canada, che aveva proprio un piano di immigrazione e ha tuttora un piano di immigrazione. Ma che interessante. Sì, dimmi. E quindi abbiamo appunto fatto domanda di immigrazione ufficiale, ci sono voluti 2 anni e alla fine, tra una peripezia e l'altra, siamo riusciti a partire 2 anni fa, perché poi con la crisi economica italiana era anche difficile mettere da parte i soldi che ci servivano per poter emigrare, quindi i soldi del biglietto, i soldi per poter mantenerci qui almeno 2 mesi. E alla fine effettivamente ci è servito meno di quanto pensassimo, perché la vita qui comunque costa meno che in Italia, stranamente, almeno nel Quebec, la parte francese. La parte inglese costa di più, ma gli stipendi sono anche di gran lunga più alti. Qui, bene o male, costa meno dell'Italia. Ecco, e voi, voi trovate a Montreal, ma perché avete deciso forse quella città e non altra, per esempio? Allora, qui avevamo alcuni contatti, alcuni amici, e poi abbiamo optato per il Quebec proprio perché mia moglie, essendo francofona, non parlava bene l'inglese, quindi perché un po' in Italia ci raccontano che il Quebec è più, il francese sta scomparendo, che è quasi una seconda lingua. In realtà qui è proprio lingua ufficiale. Montreal è bilingue, effettivamente è bilingue, io insegno in una scuola inglese, ad esempio, in una scuola elementare inglese, però la lingua ufficiale è il francese. Fuori dall'isola è tutto francese e quindi per lei era molto più facile venire qui che altrove.
Ecco, e com'è il tuo lavoro di insegnante? Cosa insegni, per esempio? Allora, io insegno tutte le materie, anche inglese, un italiano, però in una scuola internazionale, per cui anche i miei bambini i nostri studenti sono tutti immigrati, figli di migranti, o ci sono anche canadesi però che vengono, è una scuola internazionale. Quindi tutti gli insegnanti sono nati fuori dal Canada, quasi tutti, e gli studenti sono quasi tutti nati fuori dal Canada. Guarda, e dove tu abiti, c'è una comunità italiana? Sì, allora noi viviamo adesso in un quartiere che è prevalentemente, allora sarebbe prevalentemente francese, ma la zona in cui viviamo è 50% inglese, 50% francese. La zona in cui abitavamo 2 mesi fa era praticamente prevalentemente italiana. Ah, Andavamo al supermercato, si parlava italiano, andavamo negli uffici pubblici e parlavamo alla fine in italiano, e alcune insegne di informazioni del municipio erano in italiano, proprio perché gran parte della popolazione era italiana, e qui si parla italiano fino alla quarta e alla quinta generazione perfettamente. wow. Magari un italiano vecchio che non i veneti magari non capiamo bene perché sono tutti del sud, però è italiano, diciamo. Diciamo che non hai forse trovato tra questi italiani altri paesani, diciamo, sia padovani che veneti. Ce ne sono, c'è una comunità veneta, e appunto a 10 minuti da casa mia, del quartiere in cui abitavo, c'era la sede di Veneti nel Mondo, però è chiusa ormai da 1 anno e mezzo a causa del Covid, e quindi tutte le attività che venivano fatte sono state sospese. Ma so che questa associazione è apprezzata dalle altre associazioni italiane di altre regioni, proprio perché è una delle più attive, hanno la loro sede, un vero e proprio edificio tutto loro. Sentendo questo, che anche sembra molto, molto carino, anche molto comune in tanti altri posti dove la gente, sia in tempi vecchi che oggi, no, migrava, com'è stato per voi inserirsi in questa nuova città, in questo nuovo mondo, come famiglia? Perché anche immagino che con bambini piccoli è stato veramente una sfida. Sì, allora il Quebec, lo fa anche il Canada, ma in particolare il Quebec aiuta gli immigrati in tantissimi modi, anche solo magari a inviarti per posta o per email alcune istruzioni sull'uso della città, oppure ti consigliano: guarda, l'inverno qui è difficile, se tu ti trovi alcune attività sportive ti aiutano, oppure semplicemente ti dicono: guarda, sembra una cosa stupida, ma solo il fatto di andare al supermercato e di non trovare i prodotti a cui tu eri abituato possono causare uno shock culturale serio per te e la tua famiglia. Fai attenzione, guarda qui, guarda là. E quindi la cosa che all'inizio ci è mancata di più è stato proprio il cibo. Il fatto di non trovare i prodotti a cui eravamo abituati sembra stupido, però è così. Quando finalmente abbiamo scoperto vari supermercati italiani, e allora lì si è aperto un mondo. Ecco, cosa vi mancava, per esempio? A Sì, te, padovano, cosa? sì, addirittura io alle volte quando andiamo, però è lontano da qui, ad un supermercato particolare, mi commuovo ogni volta le lacrime. Proprio vedere i prodotti, mi mancano i bigoli qua hanno seccata, non si trovano. Guarda, sì, ti dico che quello è bello sentire, no, il fatto che manca, ma anche come questo è uguale, molto simile a quello che io che sono discendenti di migranti italiani, forse sentivano, come quelle cose con gli anni non cambiano, no? Quella nostalgia, quella mancanza, comunque rimane la speranza, la gioia, no? Che immagino c'è in questo nuovo, sì, in questi nuovi orizzonti che uno va a cercare come te, con la tua famiglia. E poi, quando una volta arrivati lì in Canada, avete incontrato qualche problema con la lingua per trovare alloggio, per esempio? Allora, qui la comunità italiana sono tantissimi, sono attivi e ci si aiuta a vicenda. Quindi abbiamo trovato comunque casa, ci hanno aiutato questi amici, e
Sì, alle volte effettivamente è un po' difficile se non hai referenze, perché qui tutto va a referenze, anche solo la referenza della carta di credito. Solo avere la carta di credito è una garanzia che pagherai regolarmente l'affitto. Per cui all'inizio il primo alloggio, la prima casa è sempre la più difficile da trovare. Nel momento in cui tu ti sei fatto la tua storia, i tuoi pagamenti regolari e tutto, e puoi provarlo, e ho il bambino che Ah, urla. tranquillo, dai, molto carino. E una volta che tu, insomma, la storia dei tuoi pagamenti regolari, sarà molto più facile. Beh, anche incoraggiante, no? E poi col lavoro, per esempio, come avete fatto? Siete venuti già col lavoro preso o lo avete trovato? Ecco, qui ho dovuto cercare e ho mandato centinaia di email per posta. Ad un certo punto passo davanti a una scuola e lascio il mio, in Italia ero insegnante, ma lascio il mio curriculum come impiegato per l'amministrazione o la reception della scuola, e perché ho detto non mi chiameranno mai per insegnare qui. In realtà dopo 3 ore mi chiamano al telefono e mi dicono: tu sei passato qui 3 ore fa, volevamo vederti domani. E così, insomma, ho cominciato. Ecco, che stupendo. E com'è il tuo posto di lavoro? Com'è quella scuola? Come ti senti? Allora, è una scuola conservatrice, scusate, sto perdendo l'italiano. No! Conservatrice. Allora, è una scuola inglese, conservatrice, quindi anche gli insegnanti hanno l'obbligo della cravatta, della camicia, i ragazzi hanno la loro cravatta e con la camicia, l'uniforme di tutto punto, e sono classi piccole per migliorare la didattica, e sono quasi tutti studenti asiatici, tra Corea, Cina, Giappone, e questi studenti sono impegnatissimi, ci tengono tantissimo, perché magari noi abbiamo un po' la mentalità del ragazzino cinese in una scuola italiana. In Italia può rimanere 10 anni, non imparerà mai l'italiano, sarà difficilissimo. In realtà quelli che arrivano nella nostra scuola hanno studiato magari inglese per anni, quindi arrivano qui che sanno l'inglese, e sono i più rispettosi, i più educati, perché noi in Italia non ci immagineremo nemmeno proprio la loro educazione e il loro rispetto per gli insegnanti. E proprio perché magari nei paesi come la Cina, la Corea e il Giappone ci tengono tantissimo alla figura dell'insegnante. Ma che stupendo anche sentirlo. Immagino che è anche una loro tradizione. E parlando di tradizione lì in Canada, come vi siete, diciamo, aggiustati? C'è qualche tradizione che magari è un po' strana per voi quando siete arrivati? Allora, noi festeggiamo il giorno del ringraziamento, anche noi, per noi era nuovo. In Canada non è lo stesso giorno degli Stati Uniti, quest'anno in Canada dovrebbe essere l'11 o il 13 ottobre, non ricordo, l'anno scorso era il 12 ottobre, e lo festeggiavamo perché era il giorno in cui mia moglie con il mio secondo figlio ci hanno raggiunti in Canada, perché siamo partiti prima io e il mio figlio più grande aveva 14 anni, dopo 5 settimane ci hanno raggiunti mia moglie e l'altro, il 12 ottobre, fatalità un anno dopo era il giorno del ringraziamento, e così noi ringraziamo, siamo grati per la nostra famiglia riunita in Canada. Figurati, certamente. Parlando un po' anche dei figli, no? Come è stato adattarsi, come è andata la cosa con i bambini? Perché immagino che non è stato mica facile per loro, anche per l'età così diversi. Sì, allora effettivamente all'inizio eravamo impauriti, terrorizzati, ma alla fine, allora i bambini migranti qui vengono messi in quelle che si chiamano classi di accoglienza, sia nelle scuole inglesi che in quelle francesi. Però gli immigrati sono costretti ad andare a frequentare scuole francesi pubbliche, a meno che non si vada in quelle private, proprio per legge devono andare in scuole francofone. Però i miei bambini comunque parlavano già francese, ma anche se non lo avessero parlato, perché
abbiamo altri amici che vengono da altre nazioni, magari erano anglofoni e sono stati costretti ad andare in scuole francesi, lo imparano presto. Vanno in queste classi di accoglienza, fanno più un potenziamento di francese, proprio particolare, classi magari poco numerose. Nel momento in cui il bambino dimostra di essere in grado di cavarsela, di essere autonomo, viene spostato in una classe regolare, e quindi può essere dopo qualche mese o dopo un anno o al limite dopo 2 anni. Però è una classe, diciamo, protetta, proprio perché ci tengono la chiamano qui francisation, proprio a francesizzare l'immigrato, perché dicono la conoscenza della lingua è fondamentale per muoversi, e quindi se non si attivano subito ad aiutare i bambini che arrivano, i bambini affronteranno grosse difficoltà, e c'è anche ho visto un sostegno anche psicologico delle maestre e maestri, proprio perché hanno un'attenzione particolare a questi bambini immigrati, perché sanno che è proprio uno sradicamento da una nazione all'altra, sarebbe difficile. Wow. Però loro, adesso il mio secondo comincia alla high school, però è contentissimo perché gli ricorda le scuole delle serie americane come Smallville o altre, quindi questa scuola con in italiano come si chiamano, i lockers, neanche io me lo ricordo, ma sono quelle piccole cassonette dove guardano. Sì, esatto, dove tu metti i tuoi libri e tutto, con le fontanelle dove si beve all'americana, e quindi ogni ora magari cambi la tua classe, tranne il periodo magari del Covid in cui era proibito. Quindi sembra sia un filmato. Esatto. Poi quando con gli amici, hanno fatto degli amici? Allora, a causa del Covid li avevano fatti e li hanno persi, perché poi siamo stati chiusi praticamente un anno. 6 mesi, però dopo abbiamo cambiato scuola, abbiamo cambiato casa, hanno cambiato scuola, e quindi hanno fatto gli amici a scuola lì, e adesso sono ritornati dove abitavamo prima, perché è più comodo, più vicino alla scuola dove lavoro e tutto. Guarda. Ecco. Avevo sentito con molta curiosità come le scuole lì reagiscono con questi migranti. Tu che hai insegnato anche in Italia, come vedi le differenze, forse le somiglianze del sistema scolastico? Allora, il sistema scolastico italiano in generale come programma è migliore. Come programma tu esci dalle scuole superiori italiane con una formazione migliore, a meno che tu qui non vai in una scuola privata particolare. Alcune private non sono buonissime, ce ne sono altre, quelle più costose, sono molto buone. Quindi in generale la preparazione è migliore, tranne ad esempio quella per la matematica e le lingue. Effettivamente, cosa che noi non ci aspetteremo in Italia, qui l'insegnamento delle lingue è avanzatissimo, e lo vedo perché ad esempio i miei bambini parlano già inglese, eppure noi frequentiamo magari italiani o francofoni, però a scuola lo si insegna attraverso l'approccio, il metodo comunicativo, quindi si parla solo inglese in classe, come io il sabato mattina insegno in una scuola italiano, e parlo solo italiano. Questi bambini, ho avuto 2 anni una bambina cinese che parlava l'italiano perfettamente, proprio per il metodo di insegnamento che hanno qui. E ovviamente matematica, effettivamente ho visto, è avanzato l'insegnamento, e quell'insegnamento linguistico manca magari l'insegnamento storico letterario a cui noi teniamo di più in Italia. La storia anche dell'Italia, la cultura. Canada è una giovane nazione come l'Argentina, la vedo anche molto simile, sì, al di là di che siamo al nord e sud del continente americano, ma è vero che c'è un'altra tradizione. Ma quanto interessante veramente quello che ci racconti, e anche l'interessante della lingua, no? Quello che hai detto tu di
francizzare, non mi ricordo. Sì, francesizzare. Non so se esiste in italiano, ma qui lo dico. Ma lo stiamo inventando noi adesso, mi sembra molto simpatico, perché è vero che anche quello che diciamo qui, almeno sempre dico io, non si può amare quello che non si conosce, e se non conosci la lingua della cultura, che sia che la tua eredità o che ti piace o che hai volere, diciamo, di imparare e voglia di imparare, diventa un po' complicato. Quindi mi sembra un'ottima strategia, come anche da imitare da altre parti. In quello lì, parlando un po' di lingue, tradizioni, volevo chiederti, tu in famiglia, insieme a tua moglie, come state trasmettendo ai vostri figli la vostra cultura veneta, padovana, no? Le tradizioni, le radici? Come fate, no? per mantenere vive quella tradizione, quella cultura, oltre alla lingua, immagino? Sì. Allora, ritornando alla lingua, ti aggiungo una cosa che non ci avevo pensato. Una cosa bellissima del Canada e anche del Quebec è che il fatto di incoraggiare gli studenti, i bambini immigrati o figli di immigrati, o comunque con diciamo uno sfondo familiare di immigrazione, a mantenere la loro lingua. Quindi promuovono nelle scuole statali lo studio di quella che chiamano la lingua di origine. E quindi nelle scuole si può trovare l'italiano, si può trovare lo spagnolo, ci sono scuole greche, ci sono scuole francesi di Francia, scuole spagnole, non c'è la scuola italiana vera e propria, ci sono tanti corsi nelle scuole. Infatti io dicevo la mia scuola perché noi abbiamo una preside in consolato, una dirigente scolastica nel consolato d'Italia a Montreal, che danno una mano, aiutano. Poi noi ci gestiamo da soli, andando nelle scuole il sabato mattina, paghiamo quindi l'affitto della scuola e creiamo la nostra piccola scuola di lingua italiana, in cui abbiamo bambini figli di immigrati, ma non solo, anche bambini di altre nazioni. Poi per quanto riguarda per mantenere un po' le tradizioni, l'inverno abbiamo la tradizione della polenta. La prima volta che abbiamo trovato la polenta di una marca italiana abbiamo festeggiato, quindi l'inverno magari facciamo la polenta, più con il cibo. Ogni tanto non sono abituata. Allora, in Italia con i miei amici parlavo in veneto, qui con i miei figli non sono abituato, ma ogni tanto qualche frase, qualcosa gliela dico per abituarli un po' a ricordare le loro origini. La mattina abbiamo gli scoiattoli che ci mangiano i pomodori, abbiamo dei vasi con i pomodori, un po' di verdure. Gli scoiattoli la mattina presto vengono, ce li mangiano, quindi io in Veneto gli urlo qualche imprecazione per mandarli via. Fa bello vedere com'è presente. Avete qualche gioco, qualcosa forse che fate insieme? Tipico veneto padovano, per caso? Allora, gioco no. Loro sono affezionati al Monopoly, ma è più internazionale quello come gioco. E qualcosa di veneto magari no, però loro spesso magari veniamo fuori nelle nostre discussioni: ti ricordi com'era a Padova, ti ricordi così, ti ricordi in Italia, adesso a Padova ci sono le castagne in centro, oppure adesso ci sono i mercatini di Natale, adesso c'è questo, adesso c'è l'altro. Che bello. Loro diciamo, sentono quella nostalgia, quella mancanza, o sono ancora troppo piccoli? Sì. Allora, il più piccolo ormai è un canadese. Quello sì, veramente. Canadese non si pensa proprio. Quello grande no, pensa spesso all'Italia. Gli amici, comunica sempre con gli amici via WhatsApp e ci pensa spesso. Guarda, sì, un po'. Immagino è molto difficile, no? Ma non so se forse hanno trovato tante... Lui che più grande, no? È riuscito a vedere, ci sono delle differenze tra Montreal e Padova? Quali sono le cose che vi hanno colpito di più come differenza, poi quello che trovate come, non so, una somiglianza? Sì, allora come differenza le distanze, perché per andare da una parte all'altra della città ci vuole una vita e mezza. Poi qui i romani a Montreal ci dicono, e anche i milanesi, che neppure a Milano e a Roma c'è così tanto traffico nelle autostrade.
quindi non si riesce neanche tanto a correre. Ma la differenza più grande che hanno notato i miei figli, e manca a tutti e anche a loro, è il fatto che non ci sia storia. Come città americana, del Nord America intendo, è quella in cui ci sono più cose storiche, più edifici antichi, perché abbiamo edifici del 1600, quindi ci sono edifici antichi almeno per quanto riguarda il Canada, e ci sono appunto reperti storici sugli nativi americani, così, però non è come in Italia che ad ogni 2 metri hai un monumento storico, un reperto storico. Quindi questo Montreal è un paese di cultura, comunque, rispetto a tante altre città, è la capitale del jazz del Canada e una delle capitali del Nord America. E abbiamo un bellissimo teatro dell'opera, è un centro di cultura, anche di produzione di libri, di pubblicazione di libri, insomma letteraria, però non come l'Italia. L'Italia come arte, storia è ricchissima, quindi la cosa che ci manca è questa. Qui è tutto moderno, in Italia magari con il tempo non ci facevamo caso, troppe cose vecchie magari sembrava che ci dessero un attimino un po' di noia, e invece adesso ci mancano. Stavo giusto per chiedere, no? Cosa vi manca dell'Italia? Immagino famiglia, parenti, ma è molto, molto interessante quello che ci racconti di mi manca la storia. Ci manca la storia anche per tuo figlio, che è un adolescente, un giovane ragazzo, no? Che dica papà mi manca la storia. Che interessante. Sì. Io prendevo l'autobus e magari passavamo davanti per andare a Padova, magari prendevo il tram e passavamo davanti alle rovine dell'antica arena romana, che mi ha accompagnato per i giorni delle superiori, dell'università. Avevo fatto anche il conservatorio lì vicino, e quindi è storia e arte l'Italia. Qui invece è in costruzione, diciamo. Stanno costruendo la loro storia. L'Argentina è così una giovane nazione che è diverso semplicemente, no? Anche quello delle distanze, sorridevo dentro perché anche in Argentina fai tanti chilometri in macchina, sei ancora forse dentro la stessa provincia, no? Quindi è molto, in quel senso sono molto simili, ma è interessante, mi è colpito davvero quello che hai detto, che mi manca la storia, no? Vedere che quello che ci affascina noi dell'Italia, che tu vedi, e tutto è storia, tutto è lì da migliaia d'anni. Da noi è diverso, non è che né brutto né cattivo né buono, ma è diverso soltanto. Quindi è veramente molto, molto interessante. È veramente stato fino adesso, Ruben, una chiacchierata stupenda, molto, molto interessante. Ho una domanda per te. Consiglieresti a qualcuno dei nostri ascoltatori che ci stanno sentendo ora su Radio ABM Voci delle Dolomiti di forse fare un'esperienza all'estero, lì a Montreal? Quale sfide possono trovare, incontrare lì per strada? Ecco, qui la sfida è il francese, quindi allora fino a qualche mese fa non era obbligatorio conoscere il francese, ma era un punteggio in più per la domanda di migrazione. Adesso stanno pensando di rendere alcuni esami obbligatori. Quello di inglese era facoltativo anche, ma dava meno punti. Quello di francese probabilmente lo renderanno obbligatorio. Quindi una sfida è la lingua, però d'altra parte tanti italiani che sono ad esempio emigrati a Vancouver dall'altra parte del Canada dicono sì, qui è bello, è moderno, una città magari con stipendi più alti, forse più ricca, chissà. Lì c'è anche un po', fanno anche del cinema, fanno spesso delle serie televisive americane, sono ambientate nella Columbia britannica, però dopo si trasferiscono a Montreal perché dicono effettivamente Vancouver è una città piatta e Montreal è più ricca di cultura. Poi un espediente è chiedere magari fare migrazione in un'altra provincia anglofona e dopo, una volta che si è residenti permanenti, una volta che si hanno le carte in mano e si prende l'aereo, in realtà si può risiedere ovunque. Quindi si può chiedere in Ontario e dopo in realtà venire a Montreal. Ecco, quindi proprio per la cultura secondo me è molto più ricca, perché qui
a parte la musica, a parte il cinema, il teatro, perché comunque anche Montreal ha una piccola capitale del cinema, magari sono più film per la televisione che per il cinema, ma comunque. Il fatto di venire qui potrebbe comunque aiutare. Qui sono tutti trilingui, cioè parlano tutti fondamentalmente inglese e francese, quasi tutti, l'80% parla le due lingue, più la lingua di origine, perché qui sono quasi tutti nati fuori dal Canada, quasi tutti residenti, o comunque con origini ovviamente europee o asiatiche, quindi tutti parlano almeno 3 lingue, inglese e francese più la lingua di nascita, di provenienza. I veneti parliamo anche veneto. Ecco, forse ti chiedo un saluto ora in padovano o in veneto, quello che vuoi. Bene, Ruben, veramente ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere sentire questa storia di migrazione di una famiglia giovane che decide di cercare nuovi orizzonti, questa volta in Canada. Prima già di chiudere, vuoi inviare un saluto per tutti i nostri ascoltatori che ci stanno sentendo, ma anche per i bellunesi, veneti, padovani nel mondo? In Veneto? Se vuoi, anche entrambi, italiano veneto, dai, così tutti Ok. capire. Così facciamo un po' più raffinati. Allora, un salutone da Montreal, grazie per avermi ascoltato, grazie di tutto, vi saluto e vieni qua in Canada perché vi aspettiamo. Ecco, stupendo. Ruben, veramente ti ringrazio di cuore. Speriamo, ti saluto ora, ma speriamo di forse rivederci in una prossima intervista. Che ne pensi? Ok, va bene. Ecco, ti saluto Ruben e anche io approfitto per salutare tutti voi, cari amici bellunesi nel mondo. Vi aspetto prossima settimana e io intanto vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.